Ciao amici e benvenuti sul canale. Alcuni giorni fa ho avuto l'onore e il piacere di incontrare per me uno dei conduttori più bravi, produttori televisivi più bravi e scrittore, nonché divulgatore scientifico, arte, musica, archeologia, misteri, paranormale, ufologia. Diciamo che è un uomo che riesce a portarci oltre il confine. Sto parlando del dottor Roberto Giacobbo. Ma Roberto Giacobbo non è solo questo, ma è un amante della nostra Sardegna. Roberto Giacobbo nutre un amore infinito per quest'isola. Ama le sue pietre, i suoi nuraghi, le sue coste e tutte le sue leggende, perché non sono per lui semplici elementi di un paesaggio, sono capitoli di un libro immenso scritto nei millenni da popoli che hanno lasciato tracce di una sapienza arcaica. Ogni viaggio sull'isola per lui è un ritorno alle origini dell'umanità e questo lo ripete spesso nei suoi programmi. È proprio un dialogo intimo con la storia, ma soprattutto lui ammira il coraggio e la fierezza di una terra che ha saputo preservare la propria identità sfidando il tempo e sfidando i conquistatori. E quando parliamo di conquistatori parliamo di oggi, del presente, perché lasciamo da parte i vari conquistatori nei millenni passati, ma ancora oggi in una forma differente abbiamo dei conquistatori e, come dice Roberto Giacobbo, che lui adora il nostro coraggio, la nostra fierezza, la nostra forza che ci ha contraddistinto nei millenni e speriamo di averla ancora oggi, perché ci sono alcuni conquistatori di oggi che vorrebbero appropriarsi delle nostre terre, ma per fare cosa? Una delle notizie che ho ricevuto un paio di giorni fa riguarda l'installazione di alcuni fotovoltaici sul terreno dove si trova una delle più belle Domus Deianas della Sardegna, ma non solo. Io penso anche che sia uno dei monumenti più belli dell'intero bacino del Mediterraneo e sto parlando della Domus Deianas Fincantum. Quindi veramente io spero che questo non accada, perché veramente sarebbe un punto di non ritorno, veramente qualcosa che non... Io spero che la Sardegna e i sardi si sveglino un pochino. Vi lascio adesso però al video con il dottor Roberto Giacobbo, che è molto più interessante di me, e noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi, condividete. Ciao, grazie. Ho detto quasi tutto, non devo aggiungere molto, se non salutare Roberto Giacobbo, che è un amico della Sardegna, è un imprenditore della Sardegna, lavora, ama la Sardegna, ci lavora, l'ha scelta anche per attività di tipo ricettivo e quindi davvero lasciamo con piacere la parola a lui. Grazie Franco, grazie Giovannina, grazie. Benvenuti, bentrovati. Allora, io non so cantare, non so ballare e non so scendere con le corde dall'alto. La mia passione è la parola è la conoscenza. E questa sera faremo un viaggio, seduti qui, in questo luogo fantastico. Come dicevo prima con Giovannina, una cava che poteva essere un problema è diventata una risorsa. Trasformare quello che può essere un problema in una buona notizia. Io faccio un programma di buone notizie. Sì, di buone notizie, perché quando vado in un luogo cerco di raccontare tutto il meglio di quel luogo. Ci sono miei colleghi molto bravi che sono bravissimi a fare cronaca nera, cronaca di altro tipo. Io mi sono scelto un lavoro più difficile, fare delle buone notizie delle notizie. E le cerco ovunque, le cerco nel presente, nel passato, le cerco nelle leggende. Quante volte le leggende sono diventate un pezzo di storia? Quante cose trasferite solo con la parola sono diventate
poi dei fatti acclarati, solo perché si è trovata una briciola di verità che poi si è visto che è diventata una valanga. E allora noi dobbiamo avere un'umiltà importante, l'umiltà di ascoltare, di vedere e di capire gli uomini di altri tempi, che erano come noi. Io ricordo mio nonno paterno, che non ho mai conosciuto, perché ha fatto un atto eroico nel corso della Seconda Guerra Mondiale che gli ha fatto perdere la vita. Per salvare 300 ragazzi della sua caserma si è frapposto tra loro e i tedeschi in ritirata e ha lasciato a casa 3 bambini. Il più piccolo era mio padre, che aveva 8 anni, insieme a mia nonna. Bene, lui aveva 46 anni quando ha fatto questo, e io mi ricordo quando io avevo 46 anni, avevo le mie 3 figlie, e ho pensato se avessi mai avuto il coraggio di fare la stessa cosa. Non lo so, non lo so. Non lo so perché non è possibile mettersi nei panni di quelle persone. Allora sono andato a leggermi quello che poi dal campo di prigionia, che avrebbe portato a una malattia che poi lo avrebbe condotto alla morte, mio nonno scriveva a mia nonna, e parlava dell'assicurazione per i bambini, parlava se andavano a scuola, parlava di come se fosse oggi, la vita di oggi. Quindi non sono cose successe tanti anni fa, le persone di ieri sono come noi, avevano solo qualcosa di diverso legato alla tecnologia, ma le sensazioni, l'umanità, l'amore, l'affetto, l'altruismo e purtroppo talvolta l'odio erano uguali. Allora noi dobbiamo avere il coraggio di metterci nei panni di questi uomini e cercare di capire come questi uomini attraversavano ogni giorno. Vi faccio un esempio veramente banale, poi cominceremo a parlare un po' di Sardegna, perché come avete sentito da Franco e da Giovannina è molto nel mio cuore la Sardegna. Bene, nel momento in cui si affrontano certe cose, si raccontano certe cose, la normalità diventa il pane di tutti i giorni. E allora dobbiamo ricordare eventi accaduti in tempi lontani che invece sono assolutamente vicini a noi. E ci sono dei comportamenti anche banali, che sono esattamente simili a quelli che noi abbiamo oggi. E vi faccio un esempio di un'antica regina egiziana. Si chiamava Hatshepsut, è stata la prima donna faraone in una civiltà completamente maschile, muscolare, violenta, guerreggiata. Una donna è riuscita ad andare a capo di tutti. Non solo, ma è riuscita a mantenere il potere per oltre 20 anni, ma non solo. Si è fidanzata con il suo amico d'infanzia, infrangendo tutte le regole del tempo che la volevano sposa alla nobiltà. Ma non solo, ci ha fatto una figlia, ma c'è di più, ha affidato a lui, nominandolo gran sacerdote, la tutela della figlia. Quindi ha creato la prima famiglia di fatto nella storia dell'umanità. Tutto questo succedeva nel 1500 a.C. E quando dico 1500 a.C. parlo di un tempo lontanissimo, lontanissimo. Le Domus Deianas sono molto più antiche, perché a me piace chiamare la Sardegna la terra delle origini. Ho coniato questo titolo per la Sardegna, perché ci sono situazioni che risalgono a più di 1500 anni prima di questa data che vi ho detto. E stiamo parlando proprio di persone che vivevano in Sardegna, vivevano in questa terra fantastica, in questa terra amata anche dalla geologia. Ricordiamoci che la Sardegna, a memoria d'uomo, è l'unica che non ha avuto problemi con terremoti disastrosi, per esempio, al contrario di terre molto vicine, come la Sicilia. Ricordiamo che la Sardegna ha una ricchezza ancora tutta da esplorare, perché la verità nascosta all'interno dei nuraghi, all'interno delle Domus Deianas, sono ancora da esplorare, ci sono ancora tante cose da capire, tante cose nelle quali affondare la nostra voglia di sapere. Ricordava prima Giovannina la puntata che è stata fatta a Seulo, no?
Ricordo che sono arrivato a Seul in quel giorno e c'era un danno alla strada che mi portava a Seul, quindi già arrivare a Seul non è facilissimo, ma con la strada interrotta era ancora più difficile. Per fortuna noi sappiamo quel popò di camion che sapete, che avete visto, che dove arriva lui può arrivare chiunque, insomma, quindi ci ha portato fino a lì. E vi racconto questo piccolo episodio. Io sono andato lì per raccontare la storia dei centenari. È un'altra medaglia per la Sardegna, perché ci sono le famose blue zone, perché quando arriva la cultura anglosassone diventa tutto molto, molto American boy. Allora le blue zone sono delle zone dove ci sono dei centenari. In Giappone era stata appena istituita una blue zone perché c'era un centenario ogni 10.000 abitanti. È eccezionale, è rarissimo. Ecco, a Seul ce ne sono 27 ogni 1.000 abitanti. Sì, Roberto, uno studio che abbiamo promosso come amministrazione comunale e affidato all'Ecomuseo e quindi all'esperto genealogista Pino Ledda ha rappresentato bene questa fotografia. 5 nostri antenati coprono il 77% della popolazione attuale. Quindi abbiamo centuplicato la possibilità di vita. Allora io mi metto lì, stavo col sindaco a vedere i libri, no? E c'erano ancora molti centenari, tra l'altro signore che portavano decine di chili sulla testa a 100 anni per portare la farina, per portare il cibo, la spesa, eccetera. Mi siedo su una panchina e di fianco a me si siede un signore con la sporta della spesa e mi guarda e io guardo lui e in questo silenzio di sguardi lui prende la parola e mi dice: e lei che ci fa qui? E io dico: sto facendo una trasmissione sui centenari e sto cercando delle persone da intervistare. Lui mi riguarda con gli occhi un po' delusi, fa: mi dispiace. Dico: perché gli dispiace? Perché ne ho 99. E dico: va bene, ma possiamo... No, facciamo l'anno prossimo, ha detto. Questa è stupenda, no? È stupenda. Ah, se ogni tanto vi scappa un applauso, sappiate che gli applausi fanno bene. Gli applausi sono come l'amore, o si fanno o non si fanno. Quindi fatemi sentire, vedete? Assessore, sindaca, qui non ci sarà lo spopolazione, qui la gente si ama. Qui ci si riproduce. Parlavamo dello spopolamento delle zone. Io sono molto ottimista in questo, solo che bisogna essere ottimisti guardando un po' più lontano. Il mondo si sta sovrappopolando, lo stiamo vedendo. Noi abbiamo il problema che abbiamo delle zone che si spopolano. Ma dato che prima o poi, dove c'è troppa sovrappopolazione, qualcuno deciderà di andarsene, tenete caldi i posti perché si ripopoleranno molto velocemente. Quindi non perdiamo la speranza, dobbiamo solo avere un po' più di pazienza. Dobbiamo pensare come gli statisti, quelli che pensano anche a quando ci sarà qualcuno dopo di loro e non solamente adesso. E le persone che ho incontrato somigliano molto a questo modo di pensiero, un pensiero altruista che è molto importante. Vi racconto un piccolo episodio a proposito dell'ottimismo e vorrei condividerlo qui con voi. Parleremo un po' di Sardegna e un po' di altre cose, proprio perché stiamo insieme e stiamo facendo un viaggio. Adesso vi voglio porre un piccolo problema da ricordare, magari da raccontare domani quando vi vedrete con qualcuno. Se io entro in una stanza e trovo su un tavolo un bicchiere pieno a metà d'acqua, quel bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto? Parlando di ottimismo, pessimismo, eccetera. Secondo voi, un bicchiere con metà acqua dentro è mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo pieno perché siamo in Sardegna e siete ottimisti, ok? Ecco. Se è vino è mezzo vuoto, ecco. Come darvi torto. Un altro applauso, viva l'amore. Avete visto che quando applaudite fate accendere le luci? Questa è l'energia. Allora adesso io vi racconto il pensiero che ho fatto, è mio, quindi potete vendervelo come originale. Ero su un treno e vedo dietro 2 miei collaboratori che si erano addormentati una bottiglietta come questa a metà che ballava sul treno
e dico: ma sarà mezza piena o mezza vuota? Allora mi è venuto in mente di fare un ragionamento che possa essere il più possibile scientifico su questo. Non avevo veramente niente da fare, il telefono non prendeva e i pensieri vagavano. Allora sentite cosa mi è venuto in mente. Allora, io per sapere se un bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto devo conoscere la storia recente del bicchiere. Per vedere quanto è importante, no? Sapere le cose, la storia di un posto. Perché se io conosco com'era prima della situazione che sto vedendo, posso capire com'è cambiata la situazione. Cioè, se prima il bicchiere era tutto pieno e adesso lo vedo a metà, vuol dire che è mezzo vuoto. Ma se prima era vuoto e qualcuno l'ha riempito per metà, è mezzo pieno, giusto? Giusto? Ma se io entro e non so cosa è successo poco prima, non conosco la storia recente, a cosa posso far... su cosa posso contare? Sulla storia remota. Perché io sicuramente vi posso dire che il bicchiere è mezzo pieno, perché il bicchiere nasce vuoto e quindi sarà sempre mezzo pieno. Ricordiamocelo quando ci svegliamo la mattina: il bicchiere è mezzo pieno. E per confortarvi su questa cosa vi voglio dire qualcosa che vi riguarda tutti, perché voi come me siete tutti nati, e vista anche la nostra età e il nostro periodo storico, siamo nati, come si diceva una volta, alla spina, cioè da mamma. E adesso vi dico la fortuna che noi tutti abbiamo avuto, che si somma al fatto di essere sardi in questo caso. Pensate che, e sto dicendo dei numeri certi, che se voi, ognuno di voi, si faccia un esame di coscienza, fosse nato dall'unico uomo e dall'unica donna presenti sulla terra, cioè se noi tutti fossimo figli solo di Adamo ed Eva, che quella cellula maschile si potesse incontrare con quella cellula femminile, avevamo una possibilità su 650 milioni. Ciò vuol dire che una possibilità su 650 milioni di nascere dalla nostra mamma e da nostro papà. Pensate che la lotteria più difficile al mondo ce l'abbiamo noi in Italia, il Superenalotto. Per vincere richiede una possibilità, quando uno gioca a €1, su 612 milioni. Ognuno di noi, solo perché è nato dalla nostra mamma e dal nostro papà, al primo colpo ha vinto la lotteria più difficile del mondo. Perché per ognuno di noi che è nato in quella sala parto o in quella casa, 649.999.999 nostri fratelli, ma fratelli veri, no ciao fratello, ciao bro, no, fratelli perché erano figli dello stesso papà e della stessa mamma, non sono nati, siamo nati noi, siamo stati scelti noi. Provate a immaginare che su tutta la terra, se venisse fuori la stessa percentuale, saremmo una quindicina di persone su tutto il pianeta. Pensate alla fortuna che abbiamo avuto a essere nati. Quindi già noi non dovevamo piangere usciti da mamma, dovevamo cantare la Macarena e girare intorno facendo il trenino. Però questa è la fortuna che abbiamo avuto. Non ce ne rendiamo conto solo perché siamo tutti vincitori. Stiamo parlando solo tra vincitori. Ma c'è di più, non vorrei darvi una brutta notizia. Non siamo i figli di Adamo ed Eva. Perché mamma non era l'unica donna sulla terra, papà non era l'unico uomo sulla terra. E dipende da quando siamo nati, erano dai 4 miliardi in su. Quindi mamma poteva conoscere 2 miliardi di altri uomini, papà altri 2 miliardi di uomini. E quindi questa percentuale sarebbe ancora più ridotta. Facendo un conto sui 5 miliardi, e adesso siamo già a 8 e anche di più, possiamo dire che quella cellula maschile si incontrava con quella cellula femminile secondo una percentuale veramente bassa, e vi dico qual è. Una percentuale su 100 di 0,00024 zeri 1. Quindi noi siamo nati per 0,2401 possibilità su 100 di venire al mondo. Questo in fisica viene chiamato tendente a meno infinito.
in termini scientifici è rasente all'impossibile, in termini religiosi si chiama miracolo. Ognuno di noi è figlio di un miracolo, non perdiamo l'occasione. Quindi la mattina quando ci svegliamo abbiamo 1000 problemi, è vero, abbiamo 1000 problemi, ma sono niente rispetto a chi non c'è. E quindi noi ci siamo e dobbiamo giocarci questa cosa. Non si può decidere su quale terra nascere, ma si può decidere se amare la terra dove si è nati. E questo è un obbligo importante, specialmente per chi ha avuto la fortuna di nascere su una terra particolarmente ricca di storia. Se tutti questi uomini che ci hanno preceduto da millenni si trovano su questa terra e da millenni portano avanti queste tradizioni, vuol dire che questa è una terra speciale. Questa è una terra frequentata dai tempi dell'uomo della pietra. Dai tempi dell'uomo della pietra. Questa è una terra che ha dato tanto in tempi passati, in tempi vicini e lontani. Adesso vi voglio fare 2 esempi proprio legati alla Sardegna, uno di natura puramente tecnico-scientifica e una legata a un'ipotesi altrettanto affascinante che spero possa al più presto diventare storia e realtà. Il primo, parlavate prima del premio Navicella, un premio importantissimo di cui ringrazio l'assessore Cuccureddu, sono stato insignito. E sulla navicella ci sono 4 colonne ai lati con degli uccellini sopra. Bene, quegli uccellini non erano degli abbellimenti, non erano delle statuine. La riproduzione in alcuni bronzetti di quelle navi fatte così con quei volatili sulle 4 colonne, secondo illustri scienziati, erano qualcosa di molto più pragmatico. Pragmatico è una brutta parola, pragmatico vuol dire legato alla realtà, alla vita di tutti i giorni, legato alla normalità di risolvere dei problemi. Bene, quei 4 uccellini intorno probabilmente erano piccioni, detti piccioni viaggiatori, che ci sono da sempre sulla Terra. Bene, i piccioni hanno risolto moltissimi problemi all'uomo. Pensate che nel Castello Sforzesco di Milano, quando era sotto assedio, avevano fatto un enorme muro con tanti buchi, perché i piccioni andavano a dormire lì dentro. Ma andando a dormire in questi buchi, chi era dentro il castello ed era in difficoltà perché circondato, andava a prendere ogni notte un piccione e lo mangiava, perché da lì lo poteva prendere e non poteva scappare. Quindi era il loro frigorifero, la loro riserva di carne per tutto l'anno, perché i piccioni si duplicavano e rimanevano sempre in questi fori. Ogni foro aveva un nido e aveva una famiglia di piccioni. Ma questi piccioni hanno una caratteristica utilizzata anche nel corso della Prima Guerra Mondiale: i piccioni tornano sempre a casa e la loro casa è da dove partono, da dove hanno la loro compagna, da dove hanno le loro uova. Bene, durante la guerra c'erano addirittura dei carri. Ci siete anche qua, parlo anche a voi. C'erano anche dei carri, mi sembra carino, che sennò vi do sempre le spalle, già la faccia non è un granché, pensate alle spalle. Come dire, era difficile per loro avere un nido. Loro prendevano dei carri con tutti i nidi dei piccioni e li portavano nelle retrovie dove erano i generali. Quando sul fronte i soldati o gli ufficiali dovevano avere indicazioni strategiche, portavano i loro piccioni, gli davano un messaggio su una pettorina o legato alla zampa, lanciavano il piccione che tornava al suo nido, perché il piccione torna al suo nido, non è che gli dici dove deve andare. Tornava al suo nido, lo vedevano tornare e leggevano il messaggio che arrivava dal fronte, perché non c'erano le trasmissioni radio come oggi. Bene, di questo se ne erano accorti i sardi qualche migliaio di anni prima, tanto per dirne una. E questi piccioni venivano messi su queste 4 torretti della barca e a un certo momento, quando c'era difficoltà, non c'era la luna, non c'erano le stelle, c'era la tempesta, c'era la nebbia e dovevano tornare in porto, mica c'erano le bussole, mica c'era il GPS. Loro prendevano questo piccione, lo liberavano, il piccione faceva un giro e andava verso casa e loro andavano dietro il piccione con la barca e tornavano in porto. Quel piccione era la vita, quel piccione era casa, e questo è già sui bronzetti che la navicella, in maniera molto meritoria, ha utilizzato come simbolo del loro premio. E torniamo a casa,
torniamo in Sardegna, torniamo in un porto sicuro. Questo è solo un esempio tra i tanti, un esempio che fa parte del modo di conoscere e vivere la storia, ma c'è di più. Adesso vi parlo di questa fantasia, o perlomeno di questa ipotesi che io spero e mi auguro che non sia tanto un'ipotesi, e ora vi riporto qualche passaggio. Io, come sapete, ho frequentato molto l'Egitto, mia moglie pensava che avessi una seconda famiglia lì, ma insomma, quindi non è così. Pensate, io ho 3 figlie femmine, ed è femmina anche mia moglie, sono circondato, sono in minoranza, poi un giorno ho comprato un bassotto maschio, sapete come è andata a finire? Adesso ho 3 bassotti femmine e 2 maschi, hanno preso la maggioranza anche nel mondo bassotto. Comunque mettiamoci in conto che siamo una minoranza, cerchiamo di condividere un sano pareggio, perché vincere è impossibile, lo dico ai maschietti qua presenti. Allora che succede? Vado in Egitto e tra le tante cose che ho visto in Egitto ho raccontato la storia dell'enorme faraone Ramses II. Ramses ha vissuto molti anni e poi per questo ha avuto tanta storia e tanto successo. Si dice che sia vissuto più di 90 anni in un periodo in cui l'età media era tra i 30 e i 40. Bene, Ramses ha un enorme geroglifico che lo rappresenta nella battaglia di Kadesh. Lui sul suo carro con i cavalli imbizzarriti che si lancia contro gli Ittiti e tra l'altro questa battaglia tra Ittiti e Egizi ha dato origine al primo trattato di pace al mondo. E sapete chi l'ha fatto? Le mogli del re Ittita e la moglie di Ramses, una delle mogli di Ramses, perché intanto che gli uomini si menavano dalla mattina alla sera e si uccidevano, le mogli si sono messe d'accordo e hanno tirato giù il decalogo del primo trattato di pace al mondo. E la cosa incredibile è che i principi di quel trattato di pace sono gli stessi che vengono trattati ancora oggi nei trattati di pace. Quindi io farei un applauso e ringraziamento alle donne che ci hanno insegnato come fare pace. Ma la cosa che vi volevo dire riguardava la Sardegna, sì, perché di fianco a Ramses c'erano dei guerrieri con un particolare casco con delle corna, con una particolare spada a forma romboidale, con un particolare scudo con una punta centrale e delle 3 spade infilate sopra per avere sempre una spada pronta nello scudo per contrattaccare. Esattamente i guerrieri che sono stati ritrovati nei bronzetti all'interno dei nuraghe. Dico, ma è possibile che ci sia una coincidenza di armatura così stretta? Stessa spada, stesso elmo, stesso scudo, per di più molto particolare? Sono andato dal rettore di una delle principali università egiziane e mi ha detto: ma noi lo sappiamo, le guardie scelte, i Top Gun, le teste di cuoio, le squadre speciali di Ramses venivano dalla Sardegna. Eh sì. Dico, ma scusi, ma com'è possibile questo? Perché Ramses non si fidava degli egiziani e i più grandi combattenti, privi di paura, dotati di grande capacità guerriere e di grande fedeltà, erano lì Sciardana, che venivano dall'isola dell'attuale Sardegna. Allora io quando sono tornato in Sardegna sono andato a parlare con dei professori per dire: sapete cosa dicono gli egiziani? Che non è merito loro, cioè ci stanno dando un jolly, ma potevano dire no, eravamo noi belli, bravi, buoni, intelligenti. Invece stanno dicendo eravate voi, che non è una cosa normalissima. Di solito uno tende sempre ad accentrare sulla propria terra i meriti e dare agli altri dei meriti. In questo caso è successo il contrario. E mi hanno detto: non è certo, non è sicuro, non ci sono tracce evidenti di passaggi di commerci tra la Sardegna e l'Egitto. Va bene, dico, però è un peccato non cogliere questa palla servita, come dire, questa palla alzata per fare gol, no? Ma la cosa che mi è piaciuta tanto è che ero al museo di Cagliari
e girando per il museo di Cagliari mi sono ritrovato davanti a una vetrina dove c'erano esposti, ritrovati in alcune nuraghe, gli scarabei portafortuna egiziani. Ma dico, vuoi vedere che quel link piccolo, sottile, questa traccia quasi invisibile c'è? E vuoi vedere che Ramses deve la sua vita e il suo lungo regno ad alcuni guerrieri sardi che meritano tutto il nostro rispetto e dei quali dobbiamo andare fieri? Speriamo che dalla leggenda diventi un libro di storie. Capite quanto è bello il mio lavoro, no? Pensate all'emozione che ho provato davanti a quella vetrina di un museo, non potevo dirlo a nessuno, sennò passavo per pazzo, no? E invece stavo godendo proprio, ero felice. E questo non è niente. Io sono innamorato di tutta la Sardegna, ho raccontato Alghero con la sua storia, ho raccontato Sassari, ho raccontato Palau, ho raccontato il cuore, ho raccontato Mandas, dove esiste un nuraghe addirittura dove sotto ci sono civiltà e sopra civiltà precedenti e successive. Ho raccontato come fosse un tesoro legato al grano, ho raccontato Carbonia, ho raccontato Cagliari, ho raccontato i castelli, ho raccontato l'anfiteatro di Cagliari, ho raccontato Carloforte, dove ci sono dei luoghi dove gli antichi romani e prima i fenici sono passati. E mi viene in mente che per esempio Cristoforo Colombo era andato a fare il corsaro a Carloforte, quindi quando aveva 18 anni era a Carloforte e stava lì imparando a navigare. Quindi voi capite quanto è importante tutto questo. E in quella puntata mi sono permesso di spiegare la differenza tra pirata e corsaro. Ve la dico. Il pirata e il corsaro facevano di fatto lo stesso lavoro, solo che il corsaro lo faceva per il padrone, per il signore, per il potente della terra. Il pirata era un libero professionista. La stessa differenza che c'è tra busta paga e partita IVA. Il pirata andava dove andava, quello che trovava, il corsaro faceva quello che gli veniva comandato dal potere del tempo. E quindi questa storia, per esempio, di Cristoforo Colombo è curiosa perché avendo un link con la Liguria e con Genova molto forte, li mandavano lì a fare questo lavoro. Prima di salutarvi, però, voglio dirvi una cosa. Abbiamo passato già 45 minuti, sembrava un attimo, eppure ci stavamo divertendo un po', Il tempo vola quando ci si diverte, Però vi voglio dire qualcosa sulle Domus Deianas. Avete sentito, qui intorno ce ne sono due, sono 18, perché una è stata divisa in due, no? 17 siti, 18 domus, che sono entrate come cosa importante del sito dell'UNESCO. E vi devo dire con orgoglio di chi ha scelto la Sardegna perché la ama, e tenete conto che 2 anni fa ho fatto 70 documentari in tutto il mondo e di questi 70, 11 erano in Sardegna, quindi dato 70 tutto il mondo, 11 in Sardegna. Mi hanno detto: ma la Sardegna ti piace in particolar modo? Sì, gli ho detto. E pensate, quando ho fatto il primo tanti anni fa, ero ancora in Rai, uno mi ha detto: ma guarda che questo documentario in Sardegna non lo vedrà nessuno, interesserà solo ai sardi. È stato il documentario più visto dell'anno e gli ho fatto capire come la Sardegna basta raccontarla per vincere, perché è una terra eccezionale, unica e irripetibile. Io amo la Sardegna, amo le persone della Sardegna, amo il loro onore, amo la loro bellezza, amo la loro coriacità, che è vera, è pura. È difficile entrare nel loro cuore, ma quando entri nel cuore di un sardo ti dà tutto, perché è uno scambio alla pari, uno scambio bellissimo. E allora vi racconto questa storia particolare, perché le Domus Deianas io ne ho viste tante, ho ammirato la loro fattura, ho ammirato quegli uomini che venivano dal tempo della pietra, quegli uomini che facevano le domus quando in Egitto c'era solo sabbia, non c'erano le piramidi, non c'era niente, qui già stavamo facendo delle opere d'arte. Ma ci hanno fatto un altro regalo queste case delle fate,
tanto è bellissimo, Case delle Fate. Queste Case delle Fate ci hanno ridato un primato mondiale. Quale? Dovete sapere che l'Italia era la prima nazione al mondo per siti UNESCO, perché ne aveva 60. E forse non sapete che la Cina ci stava fregando anche questo, perché la Cina era arrivata anche lei con una superficie un pochino diversa e con un pochino più di abitanti a 60 siti dell'UNESCO. Poi sono arrivate le Case delle Fate e ora noi ne abbiamo 61 e siamo tornati i primi al mondo grazie alle fate. Un mio amico diceva: se in una giornata abbiamo imparato una cosa e abbiamo fatto un sorriso, non è una giornata buttata via. Io anche oggi ho imparato qualcosa, l'ho imparato qui, l'ho imparato insieme alla sindaca Giovannina, l'ho imparato insieme a Franco Cuccuretto, l'ho imparato insieme a queste persone splendide, quelli che mi sono venuti a prendere ad Alghero. Abbiamo fatto 40 minuti in macchina, ci siamo raccontati la vita ed è stato bellissimo, è stato uno scambio. Un mio vecchio professore diceva: se io do €1 a te e tu dai €1 a me, usciamo fuori da questa stanza che abbiamo fatto un movimento economico di €2, ma sempre €1 in tasca abbiamo. Ma se io do un'idea a te e tu dai un'idea a me, siamo entrati ognuno con un'idea e siamo usciti tutti e due con 2 idee e siamo tutti e 2 più ricchi. Io questa sera sono più ricco e vi devo dire grazie. E se dobbiamo farci una risata insieme, vi racconto una piccola storiella dove una bambina va dalla mamma e gli dice: mamma, ma da chi discendiamo noi? Mamma, lo sai, ha detto anche Giacobbo prima, da Adamo ed Eva, hai sentito? Cioè, Adamo ed Eva, la mela, tutto quanto. Mamma, mi sa che non è andata così. Amore, c'hai 8 anni. Come non è andata così? Papà mi ha detto tutta un'altra cosa. Cosa ti ha detto papà? No, papà mi ha detto che discendiamo dalle scimmie. Amore, stai tranquillo, una cosa è la famiglia di mamma, una cosa è la famiglia di papà. Grazie, buonasera, speriamo di rivederci. Un abbraccio grande a voi tutti. Benvenuti su SPAC, Sardinia Paranormal Archaeology Channel. Mi chiamo Gianni, investigatore del paranormale e da 30 anni appassionato di ufologia. Vi guiderò in un viaggio unico tra i misteri del mondo e i segreti dell'archeologia fino ai confini dell'ignoto. Dal passato antico alle stelle, insieme cercheremo risposte a ciò che il mondo non osa spiegare. Preparati a scoprire reperti dimenticati, leggende sussurrate nei secoli e fenomeni inspiegabili che sfidano ogni logica. Se anche tu senti il richiamo dell'ignoto, questo è il posto giusto. Insieme porteremo luce dove regna l'oscurità. SPAC Sardinia, il canale dove il passato, il paranormale e il cosmo si incontrano.